Allora, siamo venuti qui a Rotanova, siamo qua dall'amico romano Angelo Garbin, detto il Maestron. E il Maestron ormai sappiamo perché ha questo soprannome, se lo vogliamo. Allora, qua, malgrado le traversie ultime che ci sono state, che per fortuna ti vediamo bene, vedo che non ti sei fermato da fare i tuoi libretti sull'umorismo cavarzerano veneto. No, no, la mente lavora sempre, il corpo magari ha qualche acciacco, ma la mente è ancora buona, molto buona. E non è che scrivo tutti i giorni, però quando mi viene l'ispirazione, quando ho imparato praticamente da come faceva il mio, lo chiamo maestro, era un maestro anche lui, Dino Durante, il grande Dino Durante. Lui andava via con un taccuino in tasca e aveva sempre la penna in tasca e il taccuino, e qualsiasi cosa vedeva stramba la prendeva e la scriveva. Poi da quell'appunto nasceva e dico, anch'io faccio così, vedo delle cose strane, delle fotografie. Adesso poi con il telefonino è più facile ancora Eh sì, è vero, è vero, prendere giù, è ci vero. sono cartelli, ci sono cose, cioè, c'è da morire da ridere su certe cose. E con quelle lì faccio l'umorismo, diciamo così. Però questo libro fa parte, questo libro che si chiama Architettura rurale veneta, fa parte di quel famoso, quando che ti ho detto l'ultima volta, di quella famosa valigia, la valigia che serve nel viaggio della vita. Ah sì. L'ho vuotata con questo qua, adesso la sto riempiendo di nuovo, scaramanticamente la vuoto ogni tanto perché spero sempre di riempirla ancora tante volte, spero. Qua non c'è storia, sono discorsi che ho fatto, cioè non discorsi che ho fatto io, racconti di anziani e reminiscenze mie di scuola che ho letto su cose che ho letto su libri. Sto parlando dell'architettura rurale veneta, parlo praticamente dei casoni. Quindi non è una cosa umoristica questa volta. No, è una parte sempre come gli altri. Sì. La prima parte è una parte seria, Ok. la seconda parte è umoristica, è più forte di me, non c'è niente da fare, però la prima parte è così. E questa volta parlo dei casoni veneti, di come sono nati, quali sono state le esigenze, eccetera. Si parte praticamente dalla bonifica, dal vagantivo. Per esempio qua a Cavarzere esisteva il vagantivo, cioè praticamente i nostri abitanti potevano vagare nelle paludi, nelle terre che erano paludose, a caccia e a pesca per nutrirsi. A un certo punto i signori veneziani con il Doge hanno detto che era meglio bonificare le paludi e non hanno più concesso praticamente il vagantivo, perché speravano che dalle terre bonificate guadagnare. Quindi il Doge ha tirato via il vagantivo, mentre invece il vescovo di Adria, che qui comandava ancora il vescovo di Adria, ha lasciato il vagantivo, ha lasciato. Naturalmente i veneziani non è che andassero in cerca tanto dei nostri briganti, perché erano considerati briganti, avevano paura di buttarsi dentro di cadere dentro nelle sabbie mobili o di essere imboscati in mezzo là quando li avevano uccisi, stop, chiuso il discorso. Quindi sono iniziate praticamente le bonifiche però erano iniziate anche con i padri benedettini, con i frati Stiamo benedettini. parlando di che quale periodo più o meno? Attorno all'anno 1000, attorno all'anno 1000. Poi piano piano siamo andati avanti, eccetera. E la Repubblica di Venezia ha dato incarico a un certo Barbarigo di formare dei posti appositi, che erano chiamati botti, e in queste botti mettevano le idrovore che servivano praticamente a tirare l'acqua dai canali, dalle Dalle paludi. terre in modo da togliere le paludi, E sì, da bonificarsi. infatti abbiamo qui vicino praticamente un posto, una località che si chiama Botti Barbareghe, proprio in onore del Barbarigo. E le prime cose che facevano per bonificare erano gli argini, gli arzari. Quindi da questi qua sono nati anche dei paesi, per esempio Arzer Grande, Arzarello, Caputaggeris,
Cavarzere, anche questa è nata, diciamo così, caput Ageris Cavarzere praticamente. Gli argini, poi dagli argini praticamente eccetera eccetera. E che facevano questo lavoro, ultimamente qui mi sono riaffacciato, mi sono riallacciato diciamo così a questo periodo qui, dagli anni 30 in poi c'erano gli scariolanti, quelli che partivano con le carriole e andavano appunto a bonificare queste cose qui. Partivano poveracci alla mezzanotte circa, come dice la canzone, e arrivavano su alla sera tardi, stremati. Quindi se pioveva poi perdevano la giornata, eccetera. Quindi l'esigenza è stata quella di costruirsi delle abitazioni, che non erano proprio abitazioni, erano dei rifugi. Facevano dei pantoni con fango e paglia, il coperto, la copertura delle case era fatta di paglia, di canne palustri che non mancavano, e così sono stati fatti come primi rifugi. Sono stati ben visti anche dai padroni, perché lavoravano di più, qualche ora in più, e quindi loro portavano a casa qualche soldo in più, ma anche erano meno stanchi, quindi rendevano di più sul lavoro. Poi piano piano questi casoni praticamente sono diventati abitazioni perché tanti hanno pensato di portare anche le mogli, invece di andare su e giù una volta alla settimana, di portare le mogli e i figli. E da qui era partita l'idea mia di parlare di un manufatto praticamente tipico veneto, i famosi cessi, i gabinetti fatti praticamente di canne, che fino a poco tempo fa ancora esistevano qui dalle mie parti, c'erano qua in campagna soprattutto. Non mancava perché? Perché praticamente gli uomini si arrangiavano come potevano, ma quando avevano le donne era diversa la faccenda. E allora hanno pensato di fare questi manufatti, questa manifattura rurale, questa architettura rurale veneta, che comprendeva anche questo qua. Poi i casoni sono diventati praticamente delle abitazioni vere e proprie, addirittura nella parte della Sacisica ce ne sono ancora alcuni che sono sotto la tutela delle belle arti. Poi ci sono i casoni questi sono quelli di terra, poi ci sono quelli delle valli lì vicino a Codevigo, non mi ricordo come si chiama. Adesso mi scusa anche a me, sì. Beh, comunque ci sono anche lì dei casoni Con le paglie, sì, con la paglia, di sì, terra. bellissimi, sì. E praticamente anche in laguna i pescatori si sono costruiti i casoni sulle palafitte naturalmente, perché là bisognava farli sulle palafitte. Casoni che adesso sono diventati, che erano il loro rifugio, d'accordo, ma che adesso sono diventati anche delle ittiturismi praticamente, perché la gente quando va a fare il giro dell'ETA o altro si fermano lì, mangiano, trovano da mangiare, pesce fresco, eccetera. Questa è stata la storia praticamente che mi ha convinto a fare l'ispirazione che mi ha dato questo qua, che mi ha dato di scrivere su questo qua. Poi la seconda parte è tutta fatta di personaggi tipici, non manca mai il dottor Vermolina, il classico dottore ubriacone che non capisce niente, che è tutto strambo, che è diventato dottore tramite i soldi di papà e mamma. E ci sono personaggi dediti al bere, perché sono di solito quelli lì, ci sono tante cose, insomma, qualche barzelletta, insomma è diventato un libro. Questa volta, purtroppo quest'anno, non ho lavorato con i mercatini, perché praticamente non stai bene. Con questo hanno bloccato tutto quanto, hanno bloccato con questo virus, però questo libro mi ha dato una grandissima soddisfazione. Perché? Perché li ho venduti tutti, ne ho pochissimi, perché guarda, quelli là che sono là sono già prenotati e devono venirli a prendere. Questo è per te. Molto positivo. E ce n'è una 10-12 copie che sono dentro, che ho ritirato da una libreria, erano in libreria,
e ne ho lasciate 5 solo, ne ho lasciate là, una 10-15 le ho praticamente ancora in casa. Se qualcuno le vuole, praticamente basta che me le chieda via mail e dopo so io come fare a spedire. Dopo dammi la tua mail che la scriviamo in sovrappressione sul... Sì. E ho avuto una grande, ma grande soddisfazione, perché ho avuto testati di stima proprio perché da persone che non solo amano la lingua veneta, ma qualcuno mi ha detto: guarda, tutti sono belli quelli che hai scritto, perché ne ho scritti 10 con questo qui, ma questo qua proprio è un capolavoro. Ma io non so, un capolavoro, non mi ritengo di essere, diciamo così, non so, forse mi è riuscito meglio degli altri, non lo so. E ho avuto tanta soddisfazione, tanta. Ne ho venduti tantissimi, addirittura questi qua sono andati in Germania, sono andati in Francia, in Australia, Brasile e Venezuela. È il maestro internazionale. Ma a volte che sia internazionale, sono un po' disgraziato. Beh, ma i Cavarzerani sono in giro di tutto il mondo, eh. Ogni tanto ci arriva qualche richiesta di brasiliani, di America del Sud che chiedono di avere notizie dei loro... Comunque sia, diciamo così, spero che ne dà il via di fare questi mercatini, perché la gente ha voglia di questo, ha voglia dei miei libri, ma ha voglia anche di quelli di altri autori veneti che ricercano i libri di Dino Durante, che mi ne do parecchi, e ne do doppi, e quindi li vendo e li pagano la lingua veneta e a sé viva, perché ha dei vocabolari, ha delle grammatiche, ha una letteratura sua, è una lingua, non è un dialetto. I dialetti sono altra cosa. Quindi dai ragione ai leghisti? Dai ragione ai leghisti così? No, sto scherzando, è una battuta, dai, scherzando. Do ragione, io dico che la nostra io sono un italiano di origine veneta, punto e basta, però faccio parte di un insieme dell'Italia. Certo. Tutto lì. Bene, allora avremo occasione di leggere questo libro e ve lo consigliamo, Architettura Rurale Veneta, e se volete prenderlo direttamente vi trovate l'indirizzo, il numero di telefono all'interno del video. Sì.